Cioè, pazzesco perché avevo visto tonnellate di foto, ma cioè, vederla dal vivo è incredibile, è pazzesca, è una meraviglia. Andiamo a vederla tutta perché Merita. non so nemmeno cosa dire davanti a È questo. perfetta. È stupenda. Dove andiamo? Su. Però secondo me il teatro è giù, Poi bisogna cercarlo. Porca miseria, ladra. Non so cosa riprendere. E non so dove guardare perché è Cioè, talmente bella che... guarda le scale. Sì. Veramente so di averlo già detto 800 volte in questo video, ma davvero non so dove guardare perché è tutto talmente bello e surreale vedere tutto così ben conservato che non ho parole. Sono pure dei pezzi di caminetto. Sì. Io ovviamente non dirò dove siamo, anche se questa villa ormai è super conosciuta, però chiaramente io non darò le indicazioni di dove siamo. Continuo ad andare a vedere. Ah, devo farvi vedere cosa fanno questi due. Andiamo a vedere la villa, va, che è meglio. Guarda che lampadario che c'è. Eh sì. Peccato che abbiano smontato i caminetti quando stavano facendo i lavori, penso. Anche l'ascensore l'hanno fatto bello. Eh sì, perché avevano iniziato a fare dei lavori, come si vede in giro, ma... Hai visto il soffitto? Eh sì, poi hanno fermato tutto. Sì, ma vieni a vedere di qua. Guarda che soffitto. Bellissimo. In legno? Sì, decorato. Eh sì. Ma questa non è la scala da cui siamo saliti, vero? No, è un'altra. C'è un altro corridoio qua, Sì, fai il giro. Un casino.
approccio, perché c'è tutto il pavimento connesso. Guarda sopra. Che meraviglia. Vediamo se riesco. Ma non capisco se sono disegni o se... Allora, a me dà l'idea che una parte sia stata... No, no, ma dicevo questi. no, sono tutti Sono disegni. pitture, sembra in tridimensionale. Sembra in 3 dimensioni, ma sono disegni perché se ti metti sotto lo vedi che non è in rilievo. Forse eravamo troppo... Dai! Arrivo. Finiamo di fare l'ultimo pezzo che poi c'è il teatro. Sì. Non importa. Cioè là ci sono delle cose, ma non so. No, dai, tanto avanti che non so come è messa. Questa è la zona, credo che qua ci sia. Beh, qua è finito. Quindi se c'è il teatro è di qua, da questa parte. No. Prego. Ok. Ma qua non c'è niente. Ah, siamo sul retro del teatro. No, vabbè. Ma si passa qua? Ah, ok. Grazie, gentilissimo. Salute, chi è stato? Porca miseria! No, da roba! Ma come si scende da di qua? Sì, mi no. Ma non si scende in nessun modo, se no mi siedo per terra io. Aspetta. Vorrei stare attento. Ah, Sì, scusa. sì. Perché serve un po' di luce qua. Basta, vado qua. Più in fondo è così. Aia! Dai, porco cazzo. Il teatro di... Poi blererò tutto. Probabilmente detiene il primato tra i più piccoli teatri d'Italia. No, metti le braccia sulla spalliera, così. Così? Ah, proprio sciallatissima. Sì. E qua dopo, usciti dal piccolo teatro, abbiamo trovato queste bacheche dove ci sono le foto vecchie del palazzo, che raccontano anche un po' la storia. Anche tutta la parte del giardino, che io non le ho viste queste, secondo me non ci sono più. Ah, ecco, vedi, vendute e installate, ok, in un'altra villa. Boia, bello profondo, eh. Comunque, secondo me, qui prima o poi, non lo so, ci hanno fatto qualche evento perché ci sono le cassette, quelle lì che servono per portare i bicchieri, Sì. cristallerie, eccetera. E là ci sono i tavoli rotondi, giganti, Sì. che Perché poi ne fresco, brutti, che quello poi vengono coperti dalle tovaglie, eccetera. C'è un mega lavandino tipo da cucina industriale, una bilancia. Sembra come se fosse stato usato per qualche evento, ma poi, boh. Ma questa... Ah no, questo è il mocio. Vedi qua? Sì, C'è la granita, vedi i tavoloni? Sì. Questi sono, questi sono quelli dei ristoranti, no? Sì. Che sono brutti, poi vengono coperti, le tovaglie la belle. Sì, questo è Vedi? quello per Ma affettare. questa è roba cioè da cucina Sì. professionale. Vedi il lavandino? Le luci di Natale. Questo non so che cos'è. Non rimuovere. Ah, un'impastatrice, guarda. Un'impastatrice. Arrivederci. Qua c'è un camino. Qua c'è un camino.
Ma la parte sopra è affrescata anche quella? Sì, eccola là. Lì c'è la torre. Adesso ci arriviamo. Ah, cazzo, anche qui. Che figata di posto però. Minchia, oh. Cioè, c'è un'altra scaletta qua. Sì. Ah, Ah, quindi dobbiamo tornare giù, andare di là e trovare una scala di là? aspetta. Di qua non c'è niente, no. Amore, Sì. salgo sulla cupola. Vieni anche te? Boh. Occhio che si muove la balaustra. Dimmi se ne vale. Boh, io... Tutto Che a è posto, successo? Te devi scendere adesso che io sto salendo. Sì, da nessuna parte non ho visto solo qui. Mamma che caldo. Cioè, questa è tutta la cupola. Ma scusate, c'era una scala lì? Forse è meglio la segola. Io buonino, quanto altro sei? Ah, ce l'ha fatta. Porca miseria, che Avvicinarci proprio qua. Direi. Per quello che sto facendo. sei piena controluce, non ce l'ho mai fotografare. Attivare la campanella. Che fumata, non perdete assolutamente nessun video. Vediamo se riesco. E darsi i soldi anche. Ragazzi sono Scatto per scatto. scatto per scatto, non seguire ragazzi che sono veramente dei grandi. Dopo ci tagghiamo così. Vediamo se. Adesso ci stiamo avvicinando. Siamo incontrati qua. Cos'è? Ah, è giù? Se. Emily, Emily. Torniamo indietro. Torniamo indietro perché non si riesce a entrare. Vai vecchio, scendi. I giovani, guarda come scendono i giovani. Ma intanto togliti lo zaino, amore. Ci ho pensato. No, ma... Dai. Sì, sì. Rifacciamo il giro.
sulla testa, Dio. Ma ci sono i cosettini di plastica apposta. Quando li senti, tirati giù. Nico, prendi lo zaino della Vale, che è leggerissimo. No, è tutto tonto. Per terra. Ah beh, mi siedo, passo sotto. Come è pieno di condizioni. Sì, sì. Ah, ma su... Vabbè, 2 secondi e via. Sì, dammi lo zaino se vuoi. È l'ultima fatica, occhio alla zucca. Sì, aspetta che passo con le gambe. Poi da una bella cronetta. Esatto. Spingi solo a sedere, bravissima. Aspetta. Prendo la macchina. Allora, com'era che non si passava? Com'era che non si passava? Io avevo detto, seguite il piccolo, che il piccolo trova l'ingresso. Guarda perché ho lo zaino adesso. No, no, mi siedo. Se non ci posso, mi incastro sicuro. Salute! Aspetta, dai, chiudiamo il video. Ma sta già registrando? Certo. Bene amici, questa visita, questa villa, non so, meravigliosa, non so neanche che termine usare. Devastante, Tata. Tata, ma che roba c'è? Tata, ma cosa è? Tata! No, guarda, Tata, gli estintori impolverati, Tata! Mi dissocio. Guarda gli estintori! Tata! Sapete che questo è andato tutto online, eh? Sì, sì, cazzo ce ne frega. Ciao. Drick. Posso fare la chiusura seria adesso? Ho fame. Bene amici, questa visita, questa villa che a dir poco meravigliosa finisce qui. Spero che sia piaciuta anche a voi tanto quanto è piaciuta a noi. Non sappiamo più dove guardare, dove fotografare, non so. Sono venuti bene i video? Speriamo di sì. Un saluto a tutti gli amici esploratori che abbiamo incrociato qui oggi e basta, adesso andiamo a mangiare. Sì. E poi decidiamo cos'altro fare, se fare qualcos'altro. Arrivederci. Alla prossima, no, alla prossima un cavolo. Come sempre dovete ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentate, supportateci con l'abbonamento, i super grazie, Patreon, tutto quello che volete. Mandate a fanculo Nicolò. Mandate a fanculo Nicolò, fate un emoticon col dito medio e ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao amici.